A Racalmuto ha presentato il libro Educare alla solidarietà di Enzo Sardo, le interviste all'autore, al sindaco Calogero Bongiorno e all'avvocato Giovanni Tesè. Stiamo attraversando un periodo caratterizzato dall'egoismo, dal qualunquismo, dalla immoralità diffusa, per cui credo che proprio in questo periodo sia indispensabile non solo esercitare la solidarietà, ma educare alla solidarietà. E nel libro ho voluto affrontare la solidarietà in 6 capitoli diversi, uno che riguarda c'è la Chiesa, uno che riguarda la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, uno che riguarda la Carta Fondamentale dei Diritti Europei, proprio per evidenziare che la solidarietà è per tutti solidarietà. La solidarietà non ha un colore politico, la solidarietà ha soltanto l'anima dell'essere umano e quindi il libro serve ad educare tutti e i giovani in particolare e anche meno giovani ma anche i docenti per far sì che si diffonda il più possibile. Oggi questo grande male della immoralità, dell'egoismo, c'è un altro grande problema che è la dequalificazione invisibile, cioè man mano ci andiamo abituando a poco decoro nelle città, poco funzionalità nei pronto soccorso e nessuno se ne accorge. Allora chi combatte questo fenomeno di degrado? Gli antropologi, i sociologi, gli intellettuali, gli accademici, i politici, credo i volontari che nel libro hanno un ruolo fondamentale perché in questo periodo storico chi sta combattendo l'emarginazione e l'egoismo sono proprio le strutture di volontario e noi abbiamo nel libro inserito pure un capitolo del Movimento Cristiano dei Lavoratori perché anche questi esercitiamo un lavoro di sensibilità nei confronti di chi sta male. Proprio pochi giorni fa ad Agrigento abbiamo raccolto degli alimenti per dedicarli alla mensa della solidarietà e a questa meravigliosa associazione che si chiama Volontari di Strada e che assistono con grande abnegazione e con grande entusiasmo una marea di persone che sono in difficoltà. Quindi il libro serve a diffondere questo concetto, che non deve diventare soltanto volontariato, ma deve diventare anche sostanza, anche perché l'articolo 2 della Costituzione parla proprio della solidarietà. Credo che sia fondamentale oggi parlare di solidarietà ed è importante per un duplice motivo. Il primo è che tutti parlano di solidarietà, ma è una solidarietà che non si applica nel concreto. Ecco, e allora il libro di Enzo Sardo è un libro che inquieta le coscienze, anzi, credo che l'obiettivo principale deve essere quello di inquietare le coscienze e il fatto che ne parliamo oggi, la vigilia di Pasqua, qua a Racalmuto è un fatto molto importante, un fatto che ci lascia ben sperare, ma soprattutto è un fatto importante e rilevante perché i protagonisti della giornata di oggi sono i giovani. I giovani sono in gran parte i relatori di questa giornata, ma sono coloro i quali debbono far generare questa espressione, questo termine, solidarietà. È un termine polisemico, è un termine che si presta a moltissime interpretazioni, però è un termine che va vissuto interamente. Dico, e chi meglio dei giovani può fare tutto ciò? È una bellissima occasione proprio nel periodo pasquale che l'ultima fatica del mio amico Enzo Sardo sia proprio centrata sulla solidarietà. È un sentimento molto importante e credo che oggi ce n'è davvero tanto bisogno. Enzo, come sempre, punta dei temi molto importanti e certamente la solidarietà, soprattutto nella Costituzione italiana, nelle encicliche della Chiesa e nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, sono veramente dei momenti importanti ed Enzo fotografa da per suo questa occasione di far conoscere soprattutto ai giovani il sentimento della solidarietà. Siamo qua per ascoltare i relatori che sono molto qualificati e ringraziamo Enzo di aver organizzato questo incontro proprio durante le festività pasquali che certamente sono momenti di grande riflessione.